nella stanza, che fa tremare tutta la stanza, un rombo, e di pronto appaiono come delle lingue di fuoco, perché dicevano gli ebrei che nel monte Sinai vedono come una lingua di fuoco cadevano sulla pietra, e Dio stesso con il suo dito di fuoco che ha fatto le 10 parole, per questo dicono che le parole ebraiche sembrano le lettere come lingue di fuoco. Ma il profeta Ezechiele aveva profetato che quando arrivasse il Messia metterebbe Dio stesso lo spirito dentro dell'uomo, è stato la non sarebbe fuori nella pietra, toglierei quel cuore di pietra e darei un cuore di carne. E sapete che nella Pentecoste arriva lo Spirito Santo, e che appare come lingue del fuoco sugli apostoli, e questo Spirito Santo rende una testimonianza. Dice che questo uomo che hanno crocifisso fuori dalla città e che l'hanno visto lì e che dopo se ne è apparso perché ha tentato convincerli che era risorto e non ha capito ancora niente, perché avevano capito molto poco, perché fuori della carne è difficile capire un risorto, un fantasma, non capito niente. Lo Spirito Santo dice che costui era Dio stesso. Ascoltatemi questo, fermatevi un momento, quelli che vi muovete, guardate che questo dipende dalla nostra salvezza di questo. Un ebreo non potrebbe mai pensare che Dio, un ebreo riconosce che Cristo potrebbe essere il Messia, però che sia Dio è una bestemmia. Infatti non lo avrebbe potuto dire mai se lo Spirito Santo non avesse reso testimonianza al loro spirito. Dice San Paolo che lo Spirito di Cristo rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio, e che con gemiti diciamo Abba, papà. Allora quando gli apostoli hanno capito che costui era Dio stesso, solamente c'è un Dio, non ci sono tre dei, un solo Dio, creatore dell'universo, che ha preso carne umana della Vergine Maria e che è nato in Betlemme, e questo uomo, Cristo, è Dio stesso, che ha morto per i nostri peccati. È morto per che cosa? Ha pagato per tutti i nostri peccati. Per che cosa? Per togliere dalla carne dell'uomo il peccato di essere lui Dio di se stesso, e distruggendo il peccato, ossia Cristo muore per noi, ma dice che è stato risorto per la nostra giustificazione, risuscitato. Sì, Cristo si è offerto per ogni uomo, ha morto per ogni uomo. La sua resurrezione è la giustificazione per ogni uomo. Ogni uomo nella terra può ricevere gratis, gratuitamente, la vita immortale, la vita eterna, perché Cristo non muore più, e ha morto e risorto per ogni uomo. Ha salito al cielo e scende alla destra del Padre, e lì intercede per tutti noi. E dice l'Epistola agli Ebrei che Cristo è immagine della sostanza divina. Sostanza è una parola filosofica difficile da capire. Sostanza, perché a Dio non l'ha visto mai nessuno. Che cos'è Dio? Cristo ce l'ha rivelato, la sostanza, l'entità, il contenuto più. Che cos'è Dio? Che cosa è? Questo. E questo che cos'è? Un pupazzo di bronzo? Che cos'è questo? Che cosa è? Se io dico che questa immagine, questo pupazzetto di bronzo è una immagine, un'impronta, come una impronta e un sigillo, la cera. E che cosa vedi tu qui? In questa immagine? Che cosa ti può far capire che la sostanza divina che cosa è? Pues questa immagine è che Dio è amore a te, totale, anche se sei suo nemico e lavora al nemico, anche se sei un mascalzone, un assassino,
dimostrato è Cristo che ti ama tanto, 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 che vorrebbe essere adesso in te, uno. Ascoltami bene, in te uno. Dice Padre, dice Cristo nel sermone della cena, tu in me e io in loro, tu in me uno, Padre Cristo uno nello Spirito Santo, tu in me uno e io in loro, perché siano perfettamente uno. E il mondo crede, ossia che l'amore di Dio e l'amore